Parte con l'apertura di 25.000 ombrelloni lungo i 130 km di costa della regione la stagione balneare. Le prenotazioni, dice l'assessore Bini, fanno ben sperare con numeri simili a quelli pre-pandemia. Tutta l'Italia in giallo, salve la Valle d'Aosta. Il presidente Fedriga e contagi in Friuli Venezia Giulia sono da zona bianca, ma guai ad abbassare la guardia. Brusaferro, progressivamente il coprifuoco sarà superato. Ci sono anche gli anticorpi monoclonali, compresi quelli per curare il Covid, tra i farmaci biologici con brevetto scaduto, le cui metodologie di produzione saranno studiate nei nuovi laboratori dell'ICCB inaugurati a Trieste. Un'Italia senza figli è destinata a scomparire, così Draghi e gli stati generali della natalità. Dal governo misure per 20 miliardi per la natalità. Gli incentivi da soli non bastano. In Friuli Venezia Giulia, seconda regione più vecchia d'Italia. La canoista triestina Genzo ha guadagnato il pass per le Olimpiadi di Tokyo come miglior prestazione rosa della nazionale italiana di canoa. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Avvio ufficiale della stagione balneare oggi per le coste del Friuli Venezia Giulia, con l'apertura in contemporanea di oltre 25.000 ombrelloni lungo i 130 km di costa. Le prenotazioni sono elevate con numeri da pre-pandemia. La programmazione degli eventi vuole spingersi quest'anno anche ai mesi autunnali. 25.654 ombrelloni sono stati aperti contemporaneamente questa mattina lungo le spiagge da Lignano Sabbiadoro a Muggia, passando per Grado, Marina Giulia, Sistiana e Trieste, regalando un'immagine meravigliosa di un Friuli Venezia Giulia unito nelle prove generali dell'avvio della stagione, promuovendo una costa unica. Un litorale che coniuga spiagge dorate, baie rocciose, piccoli lidi tra le falesie, l'ambiente della laguna con le oasi e le riserve naturali lungo i 130 km di costa della nostra regione. Abbiamo raggiunto in taluni casi i numeri prepandemici, numeri che vedevano il Friuli Venezia Giulia in alzo tiro importante per quanto riguarda le presenze. Quello che noi ci auspichiamo, tempo anche permettendo, è che ci sia un allungamento ulteriore della stagione al fine di consentire soprattutto ai turisti stranieri, austriaci, tedeschi, ma non solo, di poter fruire delle nostre località anche nei mesi di settembre e perché no anche ottobre. Entrare in spiaggia ai tempi della pandemia. Abbiamo messo a terra dei regolamenti attuativi, abbiamo messo in pista una macchina organizzativa importante. La regione Friuli Venezia Giulia si è dimostrata come una regione assolutamente sicura. La percezione è che i turisti quest'anno sapranno già un po' come presentarsi con le dovute, ci mancherebbe altro, attenzioni, però garantiti da un servizio sanitario regionale molto valido e soprattutto da un'offerta di servizi delle nostre spiagge, delle nostre comunità altrettanto valido e sicuro. Riparte anche la programmazione dei concerti a Lignano Sabbiadoro, tra cui la data zero del tour di Emma. Massima attenzione per la sicurezza in spiaggia. Il pronto soccorso apre in giugno e si spera nell'attivazione a brevissimo dei box dei tamponi Covid. Lignano annuncia i suoi primi grandi eventi all'avvio della stagione estiva 2021, non solo bagni di sole e intrattenimento, ma anche nuove piste ciclabili. Dovremo partire con il 3 giugno con la tappa zero del Tour di Emma e poi ad esempio un nome Cristina D'Avena, ma ci saranno anche altri artisti di fama nazionale. È aumentato il numero delle piste ciclabili. Ne abbiamo aperte diverse, il Passo Barca aprirà il 29 di maggio e dopo tutta una serie di lavori. Del problema del pronto soccorso avevamo già evidenziato a fine settembre del 2020 tutta una serie di prospettive per la riapertura nel 2021 e poi a ottobre abbiamo inviato una nuova lettera indicando quelle che sarebbero state per noi le date preferenziali per l'apertura. Pensavamo già ad aprile, ma sia il dottor Braganti prima che il dottor Caporale adesso ci dicono che hanno difficoltà a reperire medici e infermieri, per cui l'apertura sarà prevista intorno alla prima o seconda settimana di giugno del pronto soccorso,
mentre la Guardia Medica potrebbe aprire col 29 di maggio. Di punti per i tamponi, eccetera, per favorire i nostri turisti, e siamo in attesa delle autorizzazioni, stiamo premendo con tutti gli assessorati regionali possibili per poter avere queste autorizzazioni e speriamo che nel giro di breve arrivino. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla nel contesto di un'Italia in giallo, con la sola esclusione della Valle d'Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firma la nuova ordinanza in vigore da lunedì 17 maggio. Dopo 3 settimane in salita torna a scendere l'indice RT nazionale, che questa settimana è a 0,86 contro lo 0,89 della scorsa settimana, e per la prima volta ad ottobre l'incidenza torna sotto i 100 casi ogni 100.000 abitanti. Nessuna regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. 2 regioni, Molise e Umbria, hanno un RT puntuale maggiore di 1 ma con il limite inferiore sotto l'1. Scende il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e nelle aree mediche sopra la soglia critica. Il tasso nazionale di occupazione in intensiva è sotto la soglia critica al 23%, quella nelle aree mediche al 24%. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi mercoledì per definire nuovi parametri alla base della classificazione dei livelli di rischio e quindi dei colori delle regioni. Le proposte fatte dalle regioni sui nuovi parametri sono in discussione, ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Si punta alla valutazione dell'incidenza, ma bisogna mantenere anche gli indicatori di allerta precoce per la valutazione del rischio. Brusaferro ha anche parlato di coprifuoco. Progressivamente l'idea è di arrivare a superare la misura. Il Friuli Venezia Giulia ha un dato di contagi da zona bianca, numeri che non devono far abbassare la guardia. Intanto si guarda la ripartenza, come conferma il presidente della regione Massimiliano Fedriga. I dati sono incoraggianti, abbiamo vissuto momenti difficili, ma devo dire che oggi il Friuli Venezia Giulia, e dobbiamo sempre prendere comunque questi dati con estrema cautela e la dovuta prudenza, però sicuramente la situazione è in netto miglioramento. Adesso noi dobbiamo impegnarci nella campagna vaccinale, perché se è vero che il periodo estivo può darci una finestra di tranquillità, dobbiamo sfruttare questa tranquillità per proteggere più persone possibili e garantire quindi che a settembre e ottobre si possa continuare con la medesima tranquillità senza il rischio di un riacutizzarsi della pandemia. In questo senso le seconde dosi sono confermati gli appuntamenti già dati, ma poi si allungherà il tempo tra le inoculazioni di Pfizer e Moderna? Noi rispettiamo ovviamente le indicazioni che arrivano da livello nazionale, dal Ministero della Salute, sul quale oltretutto ritengo darà indicazioni anche precise sulle tempistiche delle seconde dosi. Ovviamente tutte le opportunità che abbiamo di proteggere in prima dose più persone possibili sono benvenute, all'interno ovviamente dei limiti dati dai vaccini stessi, perché dobbiamo ovviamente utilizzare più vaccini possibili per coprire più persone possibili, ma all'interno ovviamente dei parametri scientifici che sono stati valutati da EMA e da AIFA. Le persone più fragili, cioè gli over 80 e le persone con pluripatologie, le abbiamo coperte di fatto tutte. Veramente abbiamo percentuali enormi di coperture e anche di adesioni molto buone. Quindi penso che a giugno arriverà il momento nel quale chi vuole vaccinarsi potrà farlo prenotandosi. Scendono ancora i contagi, gli isolamenti e i ricoveri in regione. Le positività riscontrate in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore sono state solamente 36 su oltre 6.000 test, 32 casi sono emersi attraverso i tamponi molecolari, 4 tramite test rapidi antigenici. La percentuale di positività oscilla tra lo 0,19 degli esami antigenici e lo 0,80 per cento dei tamponi molecolari. Due decessi registrati legati al coronavirus, a cui si aggiungono 3 morti pregresse. Ricoveri nelle terapie intensive scendono a 17, così come calano le ospedalizzazioni negli altri reparti Covid, che sono 89. Anche oggi non sono riscontrati contagi tra gli ospiti e il personale delle residenze per anziani o delle strutture sanitarie regionali. Gli ospedali pordenonesi sono a un passo dall'essere Covid-free e pian piano tutti i reparti stanno tornando alla normalità per tornare appunto ad occuparsi ad altre patologie. Secondo il direttore di ASFO, questo è merito dell'effetto dei vaccini.
Le strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale sono a un passo dall'essere Covid-free. Al momento resta solo un reparto a Pordenone con pazienti positivi. Stiamo progressivamente centrando quell'obiettivo fondamentale che ci attendavamo con la vaccinazione, cioè quello di in qualche modo proteggere le fasce di popolazione più suscettibili e più fragili, che sono quelle che poi evidentemente hanno bisogno di cure intensive, di cure ospedaliere e che quindi permettono poi, liberando i reparti ospedalieri, di poter dare accesso e dare risposta anche alle altre patologie che ahimè ci sono, che hanno aspettato anche un po' troppo. Oggi abbiamo solamente una parte residuale che contiamo poi evidentemente, seguendo la parte, il percorso epidemiologico, di poter quanto prima disattivare. Una situazione che permette anche di ripartire sempre più con la normale attività ospedaliera. Sta riprendendo l'attività chirurgica a Spilimbergo, stanno riaprendo alcuni reparti di medicina interna e progressivamente abbiamo un quadro che si sta avviando alla normalità. Intanto prosegue il pressing di ASFO sul personale non ancora vaccinato. Ci sono evidentemente delle tempistiche, il dottor Bomben con i suoi collaboratori ha previsto un workflow, un percorso operativo e stringente, quindi stiamo seguendo la procedura come da norma. Attivati oggi gli hub vaccinali per i lavoratori al Consorzio Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e al NIP di Maniago, che comprendono oltre 10.000 addetti attesa per il via libera alle iniezioni. Altri 2 hub vaccinali nel cuore delle realtà produttive del Friuli Occidentale sono stati inaugurati nell'ambito dell'iniziativa Più Sicuri in Fabbrica, predisposta da Confindustria Alto Adriatico, assieme a CGIL, CISL, UIL, Croce Rossa Regionale e Cooperativa Medici Cure Primarie. In attesa del via libera alle vaccinazioni per i lavoratori da parte del governo, sono pronti i centri al Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e al NIP di Maniago, anche grazie al sostegno delle rispettive amministrazioni comunali e della Fiera di Pordenone. A San Vito la tensostruttura sorge accanto al centro direzionale e servirà gli addetti, oltre 5.000, delle aree consortili di San Vito e Spilimbergo. Dobbiamo essere pronti, perché quando ci sarà il boom, cioè sarà maggio, giugno, luglio, che bisognerà vaccinare, che ci saranno i vaccini, bisogna avere più hub a disposizione. Ecco, abbiamo colto la sfida, noi abbiamo dato i locali, lo spazio c'è e siamo pronti per questo. A Maniago la struttura dispone anche di un bar e di una mensa self-service con 300 posti. Si tratta di un bacino che si allarga a tutte le aziende del Maniaghese, che conta 160 imprese per un totale di 4.800 addetti. Ci dobbiamo vaccinare perché è l'unico strumento che ci permetterà di tornare a vivere una vita normale. Noi come ente di sviluppo economico dobbiamo essere dalla parte delle aziende e dei lavoratori, e quindi la scelta obbligata era quella appunto di creare anche a Maniago un centro vaccinale. Grazie ad un investimento da 3 milioni della Regione sono stati inaugurati a Trieste nuovi laboratori dell'ICGEB, dove verranno studiate le metodologie produttive di farmaci biologici con brevetto scaduto. Sono gli unici laboratori in Europa del genere a non essere di proprietà di una casa farmaceutica. Tra i nuovi farmaci ci sono gli anticorpi monoclonali, compresi quelli per curare il Covid-19. Nuovi laboratori per lo sviluppo e il trasferimento biotecnologico per un investimento di 4 milioni di euro, di cui 3 dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'ICGEB ha inaugurato oggi, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e del direttore generale Lawrence Banks, le nuove 15 camere bianche dotate di attrezzatura di ultima generazione e conformi alla normativa farmaceutica. Saranno dedicate alla ricerca, produzione e certificazione di qualità e dei processi dei farmaci biosimilari. La peculiarità è legata al fatto che sono gli unici in Europa non di proprietà di case farmaceutiche. Gli operatori si occuperanno di ricreare le metodologie produttive di farmaci biologici non più coperti da brevetto industriale, alla cui scadenza non vengono comunque rese note le procedure industriali e di laboratorio necessarie ad arrivare al prodotto finale. L'obiettivo è ottenere biosimilari, farmaci biologici uguali per qualità, sicurezza ed efficacia al prodotto di riferimento industriale, ad un costo però nettamente inferiore. Grazie ai nuovi laboratori sarà possibile sviluppare tecnologie biosimilari per la produzione di anticorpi monoclonali, farmaci essenziali ad azione antinfiammatoria, antitumorale e immunosoppressiva, già allo studio presso l'ICGEB, e i nuovi farmaci biologici derivanti dalle nuove ricerche. Questo, ha sottolineato Banks, garantisce che i medicinali a prezzi accessibili possano essere ottenuti da tutti, indipendentemente dal contesto socio-economico.
Un'Italia senza figli è un'Italia destinata a invecchiare e scomparire, lo ha detto il Premier Draghi all'apertura degli Stati Generali della Natalità, dove è intervenuto anche Papa Francesco, che ha detto: se riparte la famiglia riparte tutto. Gli incentivi regionali alla natalità non mancano, ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Zanin, ma siamo la seconda regione più vecchia d'Italia, le istituzioni devono agire più convintamente. Un'Italia senza figli è un'Italia che non ha posto per il futuro, è un'Italia che lentamente finisce di esistere. Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi da un lato e quelle di Papa Francesco dall'altro, senza natalità non c'è futuro, se la famiglia riparte, riparte tutto, hanno segnato i momenti più significativi dell'apertura a Roma degli Stati Generali della Natalità, seguiti con interesse anche dal Friuli, dove il calo di nascite è più preoccupante che in altre regioni italiane. Per decidere di avere figli, ho detto spesso che i giovani hanno bisogno di 3 cose: un lavoro certo, una casa e un sistema di welfare e di servizi per l'infanzia. In Italia purtroppo siamo indietro su tutti questi fronti. Già prima della crisi sanitaria l'Italia soffriva di un preoccupante e perdurante declino di natalità. Nell'anno della pandemia questo si è ulteriormente accentuato. Nel 2020 sono nati solo 404.000 bambini, è il numero più basso dall'Unità d'Italia e quasi il 30% in meno rispetto a 10 anni fa. Poi il Premier ha ricordato di aver elencato al Parlamento le misure per i giovani, donne e famiglie presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che nel complesso valgono 20 miliardi di euro. Al sostegno economico delle famiglie con figli, ha fatto sapere Draghi, è dedicato l'assegno unico universale. Da luglio la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022 la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, ha detto. Da sempre, commenta il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, sostengo la necessità di cominciare proprio dagli aiuti ai nuclei familiari se si vuole arrivare allo sviluppo di un'intera comunità. Gli incentivi regionali alla natalità non mancano, anzi siamo tra le realtà più attente sotto questo aspetto, eppure l'Istat, prosegue, ci dice che siamo passati da un'età media dei nostri concittadini di 44,8 anni nel 2002 a 47,8 nel 2020. Evidentemente come istituzioni, conclude Zanin, dobbiamo lavorare ancora di più e ancora più convintamente, da un lato per dare fiducia alle giovani coppie nel poter avere figli e dall'altro affinché si consolidino le famiglie già formate. La cronaca, una rete di spaccio nel Pordenonese che ha coinvolto anche minorenni è stata sgominata dalla Guardia di Finanza al termine di 4 mesi di indagini, arrestati 2 extracomunitari. Spacciavano droga anche a ragazzi minori in luoghi di aggregazione giovanile di Pordenone e così 2 cittadini extracomunitari sono stati fermati da un'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, che ha preso avvio lo scorso gennaio. I finanzieri pordenonesi, grazie a pedinamenti, intercettazioni telefoniche e appostamenti, hanno ricostruito circa 750 episodi di spaccio posti in essere dai 2 soggetti per uno smercio di oltre 1,5 kg di hashish. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha disposto la misura cautelare del carcere, già eseguita dalle Fiamme Gialle per uno di loro, mentre per l'altro ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Pordenone. Complessivamente sono stati individuati 21 acquirenti delle sostanze stupefacenti, dei quali 16 cittadini italiani e 5 di nazionalità straniera. Nei loro confronti si provvederà alla segnalazione alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Negli ultimi 5 mesi a Pordenone la Guardia di Finanza ha sottoposto a misure cautelari 9 soggetti, tutti stranieri, che avevano organizzato nella destra tagliamento un'efficace e proficua rete di spaccio di eroina e hashish, i cui approvvigionamenti avvenivano nelle piazze di Udine e Venezia. Parallelamente sono stati individuati 82 acquirenti ed assuntori, di cui 8 minorenni, tutti segnalati alla locale prefettura. Stavano festeggiando il compleanno di un amico in un pub di Opicina. A rovinare il party clandestino sono state le forze dell'ordine che hanno sorpreso e identificato nel locale ben 23 invitati. A segnalare l'assembramento sono stati alcuni residenti che hanno allertato la questura. Sul posto per le verifiche e i riconoscimenti sono giunti gli agenti della squadra volante insieme ai militari dell'Arma. Tutti i partecipanti sono stati così sanzionati in base alle vigenti normative anti-Covid, festeggiato compreso.
Un uomo di 80 anni di Meleto di Tomba e uno di 26 di Gonà sono rimasti feriti questo pomeriggio in un incidente stradale accaduto all'incrocio tra le regionali 52 e 101 a Meleto di Tomba. Viaggiavano rispettivamente su un SUV e una Lancia Y, si sono scontrate. Pare per una mancata precedenza entrambi sono stati portati in ospedale ai rilievi della polizia locale. 10 anni fa a Bratislava avevano noleggiato ben 5 veicoli senza restituirli. Lunedì scorso, in seguito all'emissione di un mandato di arresto europeo, i carabinieri di Udine hanno fermato e portato in carcere un pregiudicato udinese di 53 anni accusato di non aver mai riportato i mezzi all'autonoleggio slovacco al quale si era rivolto. Il danno complessivo stimato è di 114.000 euro. Se le accuse di appropriazione indebita verranno confermate, l'uomo, secondo la legislazione del paese estero, rischia 10 anni di espiazione. Lutto a Terzo di Aquileia per la morte improvvisa oggi pomeriggio di Riccardo De Zordo, 44 anni, turnista alla Bracco di Tor Viscosa, è rientrato a casa da lavoro alle 16, si è steso a letto per riposare ed è stato colto da un infarto. A dare l'allarme la moglie. Inutili purtroppo le operazioni di rianimazione. De Zordo lascia anche una figlia di 10 anni, vicino alla famiglia, l'intera amministrazione comunale. Una donna di 80 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio dalla polizia locale di Pozzuolo, Campoformido, e dai sanitari dopo essere caduta mentre camminava in piazza Umberto I a causa di un malore. La pensionata di Pozzuolo ha battuto la testa sul marciapiede ed è stata portata d'urgenza all'ospedale di Udine. Sul caso dell'ampliamento della Kronospan a San Vito al tagliamento, la giunta comunale si è espressa per il sì, ma con alcune osservazioni per tutelare occupazione e ambiente, ripercussioni anche in ambienti servizi. Intanto il comitato ABC continua a raccogliere firme per fermare il progetto. La vicenda dell'ampliamento della Kronospan in zona industriale Ponte Rosso a San Vito al tagliamento continua a far discutere. Nel piano aziendale sono previsti investimenti per 250 milioni di euro e la creazione di 210 posti di lavoro, ma il progetto si scontra con le preoccupazioni ambientali di un'attività che produce pannelli truciolari da legno riciclato, con la presenza di un camino alto 40 metri attivo H24. Sul progetto, contro il quale il locale comitato ABC ha raccolto oltre 1000 firme, si è espressa in modo favorevole la giunta comunale sanvitese, in attesa però del parere della Regione. Abbiamo avuto modo di, avvalendoci di un professore universitario, quindi di una figura scientifica, di esaminare il progetto di ampliamento di Kronospan e abbiamo indicato delle osservazioni per migliorarlo, perché si coniughi occupazione, quindi lavoro, con salute e ambiente. E questo che noi stiamo facendo è un'azione che vale non solo per Kronospan, perché chissà perché l'attenzione si è concentrata lì, vale per tutta la zona industriale. Una vicenda sulla quale si è spaccata la politica locale, tanto che sono arrivate le dimissioni di Isaia Gasparotto da presidente di Ambiente e Servizi, la società pubblica sanvitese che si occupa di raccolta rifiuti, pronta ora a rinnovarsi. Gasparotto, il presidente, ha ritenuto di assumere posizioni non condivise con l'azionista, che sono i sindaci, ed è ovvio che ovviamente anche questo aspetto, accanto a qualcun altro, ha determinato le sue dimissioni. Nuove prospettive si aprono in un'ottica occupazionale di potenziamento dei traffici per il porto di Trieste. È stato approvato questa mattina dalla Giunta regionale il progetto presentato dal gruppo Danieli e da Metinvest. La manifestazione di interesse approvata è finalizzata a realizzare un nuovo impianto industriale nella zona industriale di Trieste. Sarà ecosostenibile e realizzerà prodotti finiti laminati in acciaio. L'industria occuperebbe 480.000 metri quadrati nella zona del comune di Muggia, sfrutterebbe la rete logistica portuale e retroportuale per il rifornimento della materia prima e per il successivo invio del prodotto finito. Il progetto proposto rappresenta un investimento di importanza primaria per l'intero territorio regionale, ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive Bini, quanto alla ricaduta occupazionale diretta. La stima è di 400 addetti, a cui si aggiunge un impatto economico significativo su altre industrie regionali di supporto e sull'indotto. Il protocollo d'intesa sarà firmato con l'obiettivo di verificare la fattibilità tecnica del progetto e l'esistenza dei presupposti necessari per la successiva stipula di un accordo di programma. Si prevede infine di valutare anche il coinvolgimento dei Ministeri dello Sviluppo Economico e per la transizione ecologica.
La A4 sarà chiusa dalle 18 di sabato alle 10 di domenica 16 maggio nel tratto San Donà di Piave a Latisana in direzione Trieste, nel tratto Latisana nodo di Portoguaro in direzione Venezia. Il provvedimento si è reso necessario per il varo del nuovo cavalcavia di Portoguaro. 60 metri di lunghezza, 19,80 di larghezza, 510 tonnellate di peso. Sono i numeri che caratterizzano la campata centrale del nuovo cavalcavia del nodo di Portoguaro, l'opera regina del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia della 4. Il varo è atteso nella notte tra sabato e domenica, ma le operazioni sono iniziate già nella mattinata di mercoledì. Durante il cantiere notturno programmato da Autovie Venete, la campata verrà trasportata dai carrelloni all'interno dell'autostrada, che sarà chiusa al traffico e calata sulle pile. Il nuovo cavalcavia sarà completato nei prossimi mesi. La 4 sarà chiusa dalle 18 di sabato 15 maggio alle 10 di domenica 16 nel tratto San Donà di Piave Latisana in direzione Trieste e nel tratto Latisana nodo di Portoguaro in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia sarà fatto uscire al casello di San Donà perché San Stino non è in grado di supportare la capacità dei transiti previsti a quell'orario in base al numero di piste a disposizione. La pioggia caduta in questi giorni, fa sapere Autovie Venete, ha fatto slittare alcuni interventi di manutenzione della pavimentazione che interessavano la rampa di San Donà, provenienza Trieste, e l'innesso della rotatoria della strada regionale 251 di Portoguaro alla A28 in direzione Conegliano. Verrà riprogrammata anche la chiusura della direttrice Udine-Venezia prevista per questo weekend nel nodo di Palmanova, dove prosegue a intervalli a causa della pioggia la stesa dell'asfalto drenante, atto finale del primo sublotto del quarto lotto della terza corsia. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport FVG, apertura dedicata alla canoista triestina Genzio che ha guadagnato il pass per le Olimpiadi di Tokyo, e poi ancora notizie legate al Giro d'Italia, Udinese, calcio dilettanti e basket. Tra poco dunque appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.